Agrigento ha celebrato ieri Francesco Crispi, riberese d'origine, più volte capo del governo e ministro dell'Interno. Una giornata ricca di incontri ed appuntamenti che hanno visto la visita del presidente della regione Nello Musumeci, arrivato nel primo pomeriggio al Palazzo della Provincia, accompagnato dall'affidatissimo onorevole Savarino sotto una lenta pioggia autunnale. Uno statista che ha fatto e fa onore alla Sicilia. Io sono contento che il comitato organizzatore e il comitato scientifico abbiano allestito e realizzato un fitto programma di manifestazione che oggi si concludono nella città capoluogo della terra che lo ha visto nascere. E poi la provincia, perché come sapete il governo che ho l'onore di guidare crede nel rilancio delle province, non sono un male assoluto, neanche un male relativo. Le province sono il naturale filtro, la naturale cerniera fra i comuni da una parte e la regione e lo Stato dall'altra parte. Ad aspettarlo il commissario dell'ente Girolamo di Pisa, il prefetto Dario Caputo ed i vertici delle forze dell'ordine. Sì, noi abbiamo voluto ricordare Crispi, che come è noto è originario di Ribera, è stato un grande statista, sia pure con luce e ombre, ma comunque indubbiamente è stato un grande statista. Proprio per ricordarlo abbiamo voluto organizzare questa mostra dove ci saranno dei documenti, degli oggetti appartenuti a Crispi, e quindi credo che sarà una cosa interessante, anche un modo proprio per ricordare questo riberese. Questo è stato ricordato molto bene questa mattina a Ribera alla presenza del presidente Musumeci, ma questo di oggi è solo l'ultimo di una adeguata serie di celebrazioni e di ricordi della figura di Francesco Crispi, che formerà oggetto di una apposita pubblicazione che degnamente commemorerà questa importante figura di italiano, di siciliano, di agrigentino e riberese. Il presidente ha inaugurato nella Scala Reale la mostra dedicata a Crispi, ricostruzione storica di vita e di lavoro, nell'atrio del palazzo, insieme a Guido Palamenchi, pronipote di Crispi. Crispi non ha avuto una discendenza diretta, quindi non esistono eredi Crispi in assoluto. La mia famiglia ha origine da una sorella di Francesco Crispi, che ebbe un figlio che è nato proprio qui ad Agrigento, che è stato avvocato con lo zio, deputato, segretario generale della Presidenza del Consiglio con lo zio, e ha speso tutta la vita a difendere lo zio. Probabilmente è un agrigentino che andrebbe riscoperto, perché è un personaggio certo, quando hai un grande zio così tutti diventano piccoli, però. E io sono molto contento che Ribera e Agrigento abbiano dedicato e voluto ricordare questo bicentenario della nascita. E sono anche contento che abbiano aderito finalmente a una data di nascita giusta. Io ho portato qui sul tavolo una medaglia che i siciliani diedero a Crispi per i suoi 80 anni, ma glielo diedero nel 99, perché c'era la discussione se era nato nell'88, nel 18 o nel 19. Una mostra voluta dal commissario dell'ente di Pisa per sottolineare la figura dello statista. Presenti anche i ragazzi della scuola Garibaldi che hanno intonato l'inno di Mameli ed i rappresentanti delle associazioni in pensione delle forze dell'ordine. La giornata, iniziata a Ribera nella sala consiliare del comune, ha aperto le manifestazioni in ricordo di Crispi e proprio allo statista riberese il sindaco Carmelo Paci ha dichiarato l'intenzione di organizzare un evento ogni anno per ricordarne la figura e di numerosi interventi a favore del territorio siciliano. Dopo il taglio del nastro al Palazzo della Provincia, il presidente Musumeci è prima salito dal prefetto per un breve saluto e subito dopo nella sede della provincia, oggi libero consorzio comunale, ribadendo la necessità di tornare al voto entro dicembre con un'elezione di secondo livello in attesa di una riforma legislativa che restituisca ai cittadini l'elezione diretta del popolo.